Buon pomeriggio, bentrovati. Anteprima corner, lunedì 17 febbraio, un fine settimana che non restituisce grandi soddisfazioni alle formazioni siciliane. In Lega Pro può gioire sicuramente il Messina per quanto riguarda il pari sul campo del Benevento, mentre invece il Catania pareggiato in casa con la Casertana, pareggio in casa anche per il Trapani, 0-0 con il Sorrento. Questa è la situazione alla 27esima giornata. In Serie B, fra poco ne parleremo, il Palermo si è fatto fermare in casa anche dal Mantova. Ma vediamo i risultati completi di quella che è la giornata nel campionato di Serie C, girone meridionale. Giuliano Latina è finita 5-2, a Taranto il Foggia è passato 3-0, Benevento e Messina come dicevamo 0-0, Cavese 1, Picerno 1, Potenza 1, Juventus, Next Gen 1, l'Avellina ha battuto il Crotone 2-1, pareggio senza gol tra Trapani e Sorrento, poi il Catania ha fermato 1-1 dalla Casertana al Massimino, il Cerignola ha battuto 5-1 la Turris, Monopoli e Altamura 1-1. Questa è la classifica che si determina alla luce di questi risultati. In testa c'è il Cerignola di Peppe Raffaele con 54 punti, più 5 rispetto all'Avellino e al Monopoli a 49, poi Benevento 47, Crotone e Potenza 43, a 40 c'è il Giuliano, 39 il Catania e il Trapani, 38 punti per il Sorrento, 37 Picerno, 35 Foggia, Juventus, Next Gen, Altamura 33, Cavese 30, poi la zona play-out con il Latina a 29, la Casertana a 28, 26 punti per 25 punti per il Messina, Turris 6, il Taranto ultimo, fanalino di coda, meno 6. Allora cominciamo l'analisi delle gare giocate nel fine settimana, partendo dal Catania che ieri si è fatto imporre il pari dalla Casertana, una Casertana che ha rischiato anche di portare a casa l'intera posta in palio perché il Catania è sembrata un'altra squadra rispetto a quanto fatto vedere sul campo del Monopoli la settimana precedente. Ci colleghiamo allora con Alessandro Vagliasindi, un Catania che va avanti al passo del gambero, diciamo così, un Catania che non riesce a dare una certa continuità di risultati, soprattutto nelle vittorie. Quella di ieri è una partita alla portata sulla carta della squadra rossa-azzurra, in realtà poi è diventata complicatissima. Angelo, intanto buongiorno. Difficile riuscire a vincere una partita se non tiri nello specchio della porta. Il Catania questo aspetto ieri lo ha centrato soltanto con il calcio di rigore di Inglese nel contesto di una prestazione tra le più grigie in assoluto di questa stagione, che sta continuando a offrire insomma una sensazione di incompletezza di questa squadra. È una squadra che se ha un giocatore come Jimenez in giornata non ottimale, letteralmente spegne la luce. È una manovra asfittica fatta di passaggi in orizzontale e indietro, che non ha mai il cambio di marcia, non riesce sugli esterni a fare quei giochi di sovrapposizione tanto cari all'allenatore, e quindi poi regala possesso palla e pericolosità alla squadra avversaria. Ed è una cosa che fa ancora più specie se teniamo in considerazione che la Casertana proveniva da una sconfitta interna e il Catania proveniva da una vittoria esterna. In campo sembrava esattamente l'opposto, cioè la squadra con problemi sembrava il Catania, la squadra col vento in poppa invece sembrava la squadra campana. Credo che ci sia anche da considerare un qualcosa a livello di conduzione di questa squadra, perché stento a credere che non ci siano delle soluzioni alternative, non ci sia un piano B quando la squadra avversaria ti imbriglia e non ti lascia lo spazio e i ritmi per giocare. E questo credo che sia un aspetto molto rilevante che da un allenatore dell'esperienza comprovata come Toscano insomma mi sembra un fatto non curato a puntino come magari ci si potrebbe aspettare. Ieri ripeto, il pareggio della Casertana può anche starci, ma non deve starci visto già il cammino così incerto avuto il Catania fino a questa parte della stagione,
ma quella prestazione è assolutamente inammissibile e fa bene il pubblico ovviamente a fischiare, a contestare tutti, perché non può essere questa l'espressione di una squadra che è arrivata alla 27ª giornata, si trova con dei problemi assolutamente irrisolti e che non ha prospettiva. Sì, è vero, c'erano tante assenze, si aspetta il rientro di alcuni giocatori importanti, soprattutto in attacco, però di base ci deve essere già una struttura assolutamente oleata che sia in grado di esprimere calcio in qualsiasi condizione, in casa, in trasferta, contro avversari giusti, contro avversari che giocano, e in questo il Catania ha un deficit enorme che le giornate che scorrono ci certificano inesorabilmente. Alessandro, vorrei sentire le parole di Michele Napoli. Ieri Toscano non era in panchina perché ha scontato il turno di squalifica. Sentiamo cosa ha detto il suo vice, il suo secondo. Io credo che la squadra sia andata un po' in paura dopo aver subito il gol, e come magari se avesse pensato che magari era un'altra giornata magari che non si vinceva tra le mura amiche. Questo purtroppo non deve capitare, non ci doveva capitare. A questo aggiungiamo il fatto, ma non vuole essere assolutamente una scusante, che comunque non avevamo giocatori che magari potessero entrare per dare qualcosa in più nel ritmo, nella velocità, nel saltare l'uomo. Avevamo dei giocatori fuori che magari ci avrebbero potuto far comodo oggi, e quindi alla fine poi non siamo riusciti a reindirizzarla con i cambi che abbiamo fatto, non ci hanno, diciamo, portato dei miglioramenti per come li cercavamo. Allora, c'è quasi rassegnazione in qualche modo nelle parole di Napoli, sentito nel post partita. C'è la convinzione anche che i giocatori che si hanno a disposizione in panchina non siano in grado poi di determinare una svolta, un cambio, diciamo, di inerzia del match. Ma Angelo, è la certificazione di un deficit di personalità. Cioè, nell'insieme questo gruppo non riesce ad esprimere dei picchi di personalità, perché queste sono partite, soprattutto quando hai trovato in maniera episodica il gol del vantaggio, devi saperle gestire, devi riuscire a portare a casa in qualche modo, devi riuscire a capire i momenti della partita, circostanza che il Catania, soprattutto al Massimino, non è in grado di fare. E la Casertana ieri, faccio un esempio, aveva un giocatore, Michele Vano, il centravanti, che ha veramente fatto la guerra dal primo al 70° circa, il minuto in cui il tecnico Pavanello lo ha sostituito. Ieri, a eccezione di Inglese, nessun giocatore del Catania ha manifestato questa garra, questa voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo per avere ragione di un avversario che invece con il passare dei minuti si è incoraggiato proprio sulle deficienze mentali della squadra avversaria, e questo è un aspetto che in Serie C è assolutamente indispensabile. Se non ce l'hai è complicatissimo, quasi impossibile che tu possa avere obiettivi o insomma mire di grandezza in questo campionato. Alessandro, un'osservazione è un dato di fatto anche statistico, perché il Catania molto spesso è chiuso in vantaggio il primo tempo per poi farsi raggiungere quasi sempre nei minuti iniziali della ripresa. È come se l'ingresso negli spogliatoi causasse una sorta di blackout o quantomeno uno spegnimento dell'interruttore in off. Mettendosi in off la squadra non riesce, se non in rare occasioni, poi a riaccendersi. Sì, si ricollega un po' alla notazione che facevamo prima, no? Cioè la personalità, la capacità di leggere le varie fasi della partita. A questo ci aggiungerei, per quanto riguarda la partita di ieri, una mossa azzeccata da parte del tecnico della Casertana, che nel secondo tempo ha modificato l'assetto del centrocampo e soprattutto ha messo sulla linea dei difensori, sul lato esterno, Giano, che è stato un problema non arginato per tutto il secondo tempo da parte del Catania. Ecco, su questa mossa tattica non mi pare che la panchina del Catania sia stata pronta e reattiva a venirne a capo, ad arginarne l'efficacia per quanto riguarda la Casertana, ma ha subito in qualche modo questa mossa che di fatto ha cambiato
l'inerzia della partita nel secondo tempo. Quindi anche qui torno a chiamare in causa delle responsabilità della conduzione tecnica di questa squadra, perché siamo alla 27ª giornata, stiamo entrando nell'ultimo segmento della stagione regolare e, ripeto, non è ammissibile assistere a prestazioni come quella di ieri. Alessandro, abbiamo un minuto, poco più, per questo blocco di trasmissione. Dedichiamo questo minuto al giocatore che poi di fatto in qualche modo ha innescato l'occasione per il gol del Catania, che ha dato vita all'azione determinante del calcio di rigore. Ci riferiamo a Guglielmotti. Sì, diciamo lo abbiamo insignito del top del match per questa settimana, perché è stato uno dei rari sussulti che la squadra ha avuto nel corso della partita, un'azione che è partita praticamente dall'area di rigore del Catania, sulla quale Guglielmotti ha costruito prima un cross che è stato respinto dalla retroguardia avversaria e poi il contatto con l'avversario che ha procurato il calcio di rigore. Una sorta di lampo in una giornata dove c'è stato soltanto insomma, all'insegna della preoccupazione, della tensione e dell'incapacità di ribellarsi all'esito di una partita che sembrava ormai scritto e che, anzi, se non fosse stato Verdini, si sarebbe conclusa con una sconfitta. Avevamo preparato la scheda di Guglielmotti, comunque Guglielmotti ecco, ieri, la stiamo vedendo. Ieri ha avuto questo spunto notevole nel corso del primo tempo. Complessivamente in questa stagione sono 20 presenze con 3 gol e un assist. Il suo contratto scade nel giugno 2027 e con la maglia della Reggiana nella stagione 2002-2023 ha vinto la Serie C Girone B. Grazie, grazie. Allora Alessandro, ci fermiamo qui almeno per Anteprima Corner. Stasera c'è Corner, la versione estesa, parleremo tanto di Catania, cercheremo ancora una volta di capire che cosa succede a questa squadra. Buon pomeriggio a te, Alessandro. A poi. A dopo. Buon pomeriggio. Grazie, grazie. Ci fermiamo qui pochi momenti e poi collegamento con Palermo. Andremo a parlare di Serie B con Marco Gullà. E allora, come anticipato, adesso è il momento della Serie B per collegarci con Marco Gullà a Palermo. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a tutti. Marco, è un Palermo che non riesce e non sa più vincere quasi, cioè voglio dire, in qualche modo ha portato a casa lo stesso risultato di La Spezia, però in casa è andato anche sotto stavolta in maniera, diciamo, non proprio carina, non proprio bella. Devo dire che il pubblico del Barbera da qualche settimana incomincia a mugugnare, fa sentire il proprio disappunto nei confronti di questa squadra che, così come il Catania, diciamo così, li accostiamo nel rendimento, non stanno eccellendo, sì. Anzi, tutt'altro. Ma diciamo sì, hanno fatto un ottimo parallelismo, sì, ma anche il Trapani mettere dentro, insomma, questa stagione un po' anonima da parte delle 3 siciliane, questo rendimento sempre altalenante, ne vinci una e poi perdi quella successiva, poi magari pareggi due gare, poi ne perdi un'altra, insomma non c'è mai stato il salto di qualità da parte delle formazioni siciliane. Palermo ieri ha giocato, diciamo, anche una discreta partita, soprattutto nel primo tempo. A me non è dispiaciuto il Palermo del primo tempo, in cui aveva anche trovato il vantaggio, però questa squadra è decisamente vulnerabile, soprattutto con questa difesa a 3. Tu pensa che nelle ultime 3 gare il Palermo ha beccato 6 gol, tutti gol comunque evitabili, anche quelli di ieri fatti dal Mantova erano dei gol che con un pizzico di attenzione in più potevano essere evitati, soprattutto il primo del Mantova. Poi il secondo è stato un colpo di testa in mischia su calcio d'angolo, magari ci può anche stare, però anche quelli contro lo Spezia erano dei gol assolutamente evitabili. Quindi questa squadra è molto vulnerabile in difesa,
ha degli esterni che non riescono a incidere, non riescono a graffiare, non riescono mai a superare l'uomo e soprattutto a creare quella superiorità numerica che invece degli esterni devono crearti. In attacco, cosa dire? In attacco ieri Poyampalo è stato il migliore in campo, ha fatto un bell'assist per Verri, ha segnato il calcio di rigore, ha colpito un palo, era un giocatore di assoluto livello che non andava tolto, e invece Dionisi, per far indispettire, eufemismo questo, ancora di più i tifosi del Palermo, all'85esimo, seppur il Palermo fosse in 10, lo ha cambiato. Forse andava cambiato Brunori e non Poyampalo, forse dovevano rimanere tutti e due. Fatto sta che comunque non puoi sostituire un giocatore di quella valenza in quel momento, perché in quel momento Poyampalo ti reggeva un reparto da solo, e allora lì sono piovuti i fischi del Barbera, e poi c'è stata la contestazione a fine partita con il popolo appunto rosanero che ha cantato ad alta voce Dionisi vattene via. Prima di sentire poi il difensore Magnani, che ha fatto molto bene comunque nella partita di ieri, diciamo subito che sono ore calde, non perché Dionisi rischi il posto, dovrebbe rimanere in sella, ma il Citigroup con questa linea che c'ha con Palermo sta valutando ovviamente anche per il proseguo del campionato se affidarsi magari a un traghettatore, un allenatore che possa traghettare il Palermo fino al termine della stagione, un po' come è successo ieri con l'allenatore attuale del Cesena. Intanto vediamo anche la classifica: il Palermo ha 2 punti in meno rispetto appunto al Cesena, che ieri ha pareggiato con il Pisa per 1-1, però diciamo subito che non dovrebbe rischiare il posto questa settimana Dionisi, anche perché c'è all'orizzonte una partita abbastanza delicata, quella contro il Cosenza fuori casa, però attenzione alle prossime, perché davvero quella contro i calabresi potrebbe essere l'ultima spiaggia per l'attuale allenatore rosanero. Sentiamo allora Magnani, difensore rosanero. È stata una partita che ci siamo complicati, è una partita che lascia tanta amarezza, è una partita che fa rabbia sicuramente. È giusto che i tifosi abbiano manifestato il loro disappunto, e noi dobbiamo farci carico di questo, perché comunque le responsabilità sono nostre. È altrettanto vero però che ci hanno sostenuti durante la gara, e quindi questo merito va dato loro e vanno ringraziati per questo. Marco, ultime considerazioni in vista proprio della partita con il Cosenza. Tu dicevi che potrebbe essere l'ultima spiaggia per il tecnico Dionisi. Sul fronte formazioni, quali possono essere, diciamo, le soluzioni? Perché credo che lì in casa Palermo ci sia un equivoco tattico legato a come questa squadra viene messa in campo. Angelo, sì, mi vedete? Ok, sì. Perfetto. Guarda, ti dico subito che secondo me sì, potrebbe essere l'ultima spiaggia, come ho detto poc'anzi, perché davvero i risultati in questo momento stanno andando in una direzione opposta rispetto a quello che il Citigroup invece pretendeva, esigeva da Dionisi. Anche degli errori tecnici stanno sicuramente oscurando magari quello che di buono Dionisi aveva fatto fino a qualche mese fa. Quindi insomma diciamo subito che sì, se dovesse arrivare un nuovo risultato negativo anche da Cosenza, lì allora potrebbero esserci decisioni più concrete nei suoi confronti. Già ci sono delle riflessioni in corso, ma non credo che insomma si procederà all'esonero tra oggi e domani, in vista poi di una partita comunque abbastanza importante come quella con il Cosenza. Sì, e poi sull'equivoco tattico lo capisce anche uno che guarda partite da poco, che vede il calcio da poco, che in questo momento il 3-5-2 non è il modulo adatto e congeniale a questa squadra. Probabilmente anche la difesa a 3 dà palesa dei momenti in cui dà una certa sicurezza, in altri invece assolutamente inaffidabilità, come è già successo nelle ultime partite. Poi, come dicevo poc'anzi, anche gli esterni, Ranocchia che non gioca nelle sue zolle preferite, che sono ovviamente quelle della tre quarti, e quindi insomma tutti questi problemi, tutti questi dettagli che in questo momento stanno andando controcorrente a quello che poi insomma mette in campo Dionisi. Bene, grazie Marco, ci racconterai del Palermo nei nostri telegiornali durante la settimana. Buon lavoro a te. Buon lavoro a voi. Grazie, adesso un'altra breve sosta, dopo torneremo in Lega Pro con Messina e Trapani. Restate con noi.
Eccoci di nuovo insieme, anteprima corner, come anticipato di nuovo Lega Pro, collegamenti con Messina e Trapani. Buon pomeriggio a Sergio Colosi a Messina, buon pomeriggio anche a Franco Cammarasana. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Angelo. Allora, vi mettiamo insieme perché adesso viaggiamo mano nella mano per il derby di lunedì prossimo in casa Messina e in casa Trapani, ma intanto ci sono questi due pareggi da come dire, analizzare. Certamente ha un risvolto positivo quello del Messina sul campo del Benevento, anche se è una squadra in difficoltà nelle ultime settimane. Lascia un po' di amaro in bocca invece il pareggio centrato dal Trapani con il Sorrento in casa. Comincerei da Messina con Sergio Colosi e stiamo vedendo per l'appunto le immagini di Messina Benevento. Dall'arrivo di Banchieri il Messina ha cambiato atteggiamento in campo, atteggiamento mentale. Ha fatto delle partite contro squadre certamente di buon livello, il Picerno, il Benevento, insomma ha giocato e non ha perso, diciamo così, ha mantenuto l'imbattibilità. Sergio. Sintesi perfetta, il Messina ha fatto una vittoria e 3 pareggi, la vittoria nello scontro diretto con Latina, poi il pareggio di Caserta, oltre a quelli che hai già citato con Picerno e Benevento, una gara ben giocata dai giallorossi, una formazione equilibrata e figlia anche della settimana precedente, senza inventarsi grandi soluzioni o stravolgere la squadra all'11 di partenza, ma mettendo le cose giuste, gli uomini giusti al posto giusto. Per cui Messina è stato molto guardingo, ma che ha creato anche le sue occasioni con quello che è stato il migliore in campo, cioè il centrocampista Garofalo, che ha calciato sia di destra che di sinistra che di destra, e ha costruito le 3 occasioni per il Messina, che dall'altra parte ne ha subito una clamorosa con Manconi, che ha mancato il vantaggio. Il risultato comunque che ci sta tutto, che dimostra i progressi di questa squadra, che adesso deve vedere un po' cosa potrà fare, ma lo diranno i prossimi 11 incontri e lo dirà anche quello che accadrà entro la mezzanotte di oggi, perché si devono pagare gli stipendi, il termine ultimo, ne sanno qualcosa soprattutto Turris e Taranto, che devono un po' vedere se rimarranno iscritte o meno in questo campionato, perché per loro scalta l'ultimatum stanotte anche per i precedenti pagamenti, e dalle prime notizie però ancora non ci sono né certezze né comunicazioni ufficiali, sembrerebbe però che i problemi maggiori riguardano il Taranto, e in questo caso ricordiamo che il Messina ha fatto 6 punti col Taranto, 3 con la Turris, con cui deve giocare la gara di ritorno. Il Messina perderebbe 2 punti sul Latina se il Taranto dovesse ritirarsi, dovesse essere escluso anzi dal campionato. Certamente questo non farebbe bene alla rincorsa verso la salvezza. Sergio, un attimo andiamo anche a Trapani da Franco Cammarasano. Ho detto prima che è un pareggio che lascia l'amaro in bocca, un pareggio che sta stretto alla squadra di Torrente perché si pensava ci potesse essere la svolta, e invece così non è stato. No, che fosse una partita difficile lo si sapeva già all'inizio, perché il Sorrento praticamente da alcune settimane, da quando l'ex allenatore del Catania Giovanni Ferraro siede sulla panchina della squadra campana, aveva ottenuto 3 vittorie, quindi 3 vittorie importanti, quindi si è presentato al provinciale per fare il risultato, e Ferraro ha schierato sulla carta un 4-3-3 che poi spesso e volentieri era un 4-5-1 col solito tono Antonio Musso come unica punta. La sintesi della partita è stata di 4 azioni pericolose del Trapani, 2 con tiri in porta neutralizzate dal portiere del Sorbo e 2 fuori. Per quanto riguarda il Sorrento, 2 sole conclusioni in tutta la partita. Per dirvi, il Trapani attuale non è una squadra che possa superare una barriera così articolata come ha fatto ieri il Sorrento. Per darti una fotografia abbastanza credibile sul Trapani di adesso, è la classica squadra che a luglio si va in ritiro per il raduno precampionato con un organico completamente nuovo. Ricordo che sono state operate 16 acquisti nel mese di gennaio e alcuni sono arrivati, qualcuno anche la settimana scorsa, tra gennaio e febbraio.
giocatori tutti nuovi che non si conoscono, con preparazioni diverse, qualcuno reduce da infortuni oppure da alcuni mesi che non giocava, eccetera. Squadra che ha cambiato 4 allenatori. 10 giorni fa è arrivato Torrente all'antivigilia di una serie di 4 partite in 8 giorni. L'ultima è stata ieri. Adesso avrà una settimana finalmente per conoscere i giocatori, soprattutto gli ultimi arrivati, per cercare col suo staff tecnico di portarli a una condizione atletica che possa costituire la base per poi creare il gioco. Lui vuole attuare un 4-3-3, in teoria ne ha anche la possibilità a livello tecnico per i giocatori che si ritrovano a disposizione, però ha di fronte come prossimo impegno, come dicevamo poc'anzi, il Messina, rivitalizzato dalla nuova cura, e poi ha ancora da affrontare oltre il Messina, ti dico subito, Cerignola, Monopoli ed Avellino. Insomma, un campionato in salita. Campionato in salita. Franco, facciamo così. Sentiamo i 2 allenatori. Io direi di partire intanto da Vincenzo Torrente, poi torniamo in studio e andremo a Messina. Sentiamo Torrente. Io sono qui sono 16 giorni, 4 partite, 2 vittorie, una sconfitta in semifinale, brutta per il risultato. Oggi abbiamo fatto i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto una partita che non era facile contro questo Sorrento che si è chiuso bene e ripartiva. Nel primo tempo loro hanno avuto una palla gol, noi abbiamo avuto un'occasione con Piovanello per andare in vantaggio. Credo che sia stata abbastanza equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, io credo che non abbiamo fatto un tiro in porta il Sorrento, noi non abbiamo creato tanto perché abbiamo trovato una squadra che si è chiusa benissimo, non lasciava spazi. Quindi queste le parole di Torrente. Vorrei sentire adesso Bancheri, il tecnico del Messina, per ripartire da Messina e poi tornare a Trapani per chiudere la nostra trasmissione. Sentiamo Bancheri. Devo dire che i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, hanno giocato palla su palla, perché poi anche alla fine abbiamo avuto 3 calci d'angoli consecutivi dove potevamo anche fare gol nel finale. Ma tutta la partita è stata una partita giocata per bene, abbiamo avuto occasioni già nel primo tempo con Geron, Vicario, con Tordini, siamo stati pericolosi, lo sono stati per la verità anche loro, ma chiaramente sapevamo che era un'ottima squadra, ma la nostra squadra ha dimostrato nell'atteggiamento, su come si suda la maglia, su come ci si tiene a una città e a un club, di fare una grande prestazione, ecco. Le parole di Bancheri, una grande prestazione. Sergio, allora ci proiettiamo al derby, considerato che si apre la settimana, domani si comincerà a lavorare per il derby con il Trapani. Mi dici qualche cosa sul Messina che prepara questo derby? La stessa domanda la faccio anche a Franco Cammarasana, abbiamo 1 minuto e mezzo per fare 2 riflessioni. E allora, innanzitutto per quanto riguarda i giocatori disponibili, Pedicillo ritornerà dalla squalifica, però difficilmente troverà spazio nell'11 titolare, dove invece il tecnico Banchieri spera di avere Buchel, che è un po' l'uomo in più a centrocampo insieme a Crimi. Buchel ha avuto un problema fisico, ha saltato Benevento, spera di farcela perché è un elemento fondamentale di questo Messina. In dubbio anche Chiarella, che ha giocato soltanto 10 minuti a Benevento, si è di nuovo fatto male, bisogna verificare le sue condizioni in questi giorni e ovviamente si attendono poi i gol. Un Messina che subisce adesso poco, però deve segnare, per cui sotto osservazione anche Costantino e De Sena, chiamati a far compiere al Messina un salto di qualità in queste ultime 11 partite. Poi Messina che dopo la partita con il Trapani preparerà la trasferta di Monopoli in casa con l'Avellino, per cui proseguono gli avversari di primissima fascia. Andiamo da Franco Cammarasana, che cosa mi dici del Trapani che si appresta a preparare il derby? Per quanto riguarda il Trapani è previsto il rientro in difesa
di Silvestri, che ieri è assente per squalifica, e soprattutto a recuperare a una condizione fisica in questi giorni alcuni giocatori. Ieri per esempio dall'inizio Torrente ha provato il norvegese Segberg, giocatore di qualità, però già meglio rispetto alla gara di Rimini, però è un giocatore che va inserito negli schemi, però si è visto che ha il senso della posizione, eccetera. E poi cercare di trovare una condizione fisica un pochino migliore di quella che hanno mostrato ieri. Molti giocatori, ripeto, lenti nella manovra, e non soltanto per merito del Sorrento, ma perché fisicamente sono giocatori che hanno avuto più preparatori atletici in questo periodo, ma si trovano in una condizione non perfettamente ideale per sostenere certi ritmi per 90 minuti. Grazie a Franco Camarasana, grazie a Sergio Colosi. Raccontateci l'avvicinamento al derby nei telegiornali durante la settimana. A tutti auguro ancora una volta chiaramente un buon proseguimento con i nostri programmi. 20:45 ci ritroviamo con Corner, la versione estesa, ci concentreremo sul Catania. L'augurio a tutti voi chiaramente ancora di un buon proseguimento di visione.